in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura, prima di 3 puntate dedicate tutte al Natale che si sta avvicinando. Nell'appuntamento di oggi vedremo quali sono le previsioni di spesa degli italiani e in particolare dei mantovani, e vedremo anche su che cosa risparmieranno e a che cosa invece proprio non vorranno rinunciare. Ma parleremo anche di agriturismi, vedremo un bilancio di questa annata, quindi un bilancio del 2011, e vedremo anche qualche previsione sui flussi turistici in vista delle vacanze natalizie. Vado subito a presentarvi i nostri ospiti in studio che ci accompagneranno in questo viaggio. Abbiamo Attilio Casari, titolare dell'Agriturismo Casari San Benedetto Po, nonché membro di giunta di Confagricoltura, e Giuseppe Groppelli, presidente di Campagna Amica e Terra Nostra Coldiretti Mantova. Buonasera a tutti. Grazie a entrambi per essere qua oggi. Io partirei con un ricordo mio e dei nostri ospiti in studio, rivolto al presidente Sergio Cattelano, il presidente di Confagricoltura, che se n'è andato improvvisamente la scorsa settimana. Casari, un brevissimo ricordo di Cattelano. Sì, un ricordo di Sergio Cattelano è molto semplice, perché era un amico, era un agricoltore capace, bravo, soprattutto per stare in tema con l'argomento di oggi, confermare quanta era la sua attenzione verso l'agriturismo, che prima di lui onestamente in Confagricoltura era stato molto messo da parte. Con lui si è iniziato un percorso che immaginavamo dovesse ancora proseguire per poter migliorare questa occasione di reddito, così la chiamava, per gli agricoltori che eventualmente fossero interessati, un'occasione di reddito che, come diceva, era comunque positiva. Sì. Ove ci fosse un'occasione di reddito, e l'agriturismo sicuramente è una di queste, per l'agricoltore una cosa positiva e andava perseguita, quindi seguita, cioè create le situazioni anche non semplici, perché ci sono, oggi ne vedremo, rapporti con altre organizzazioni, rapporti con le istituzioni che si sono via via modificate, anche per certi aspetti complicate, però lui era molto attento a questa novità e aveva dato un impulso che, come dico, prima era assolutamente non visibile. Beh, sicuramente è stata una perdita improvvisa, ma anche una perdita, credo, molto pesante per il comparto agricolo mantovano. Assolutamente sì. Chiaramente non voglio impegnare troppo tempo, ma perché il suo ricordo rimane nelle persone che l'hanno conosciuto. Devo dire anche, colgo l'occasione con gli amici della Coldiretti, in alcune situazioni si scherzava anche perché lui e Zani erano tutti asolani di origine. E allora su questa cosa qua giocavamo un po' in questa situazione strana che si era creato, mentre anni fa era San Benedetto Po, il caput mundi dell'agricoltura, con Breviglieri, Giubertoni, eccetera, si era spostato adesso l'asse su Asola, quindi per carità, purtroppo è così.
una perdita pesante. Noi iniziamo la nostra puntata, si avvicina a grandi passi il Natale, siamo andati a vedere quali sono le previsioni dei consumi per quanto riguarda in particolare i mantovani. Vedremo insieme ai nostri ospiti le previsioni proprio per Mantova, nel nostro servizio vediamo invece le previsioni a livello nazionale. Aboliti i regali inutili, gli italiani punteranno tutto sul cibo e preferibilmente a chilometro zero. Andiamo a sentire. Pochi i regali sotto l'albero, tante le specialità in tavola. Il Natale 2011 sarà mangereccio, lo rivela la Coldiretti in base ai dati raccolti dall'indagine Christmas Survey 2011. Gli italiani infatti spenderanno il 2,3% in meno rispetto all'anno scorso, ma non rinunceranno al cibo. Secondo l'indagine, nonostante la crisi, la spesa sarà di 625 euro a famiglia, il 6,5% in più rispetto alla media degli altri paesi europei. Considerata l'incertezza economica, saranno banditi i regali inutili. Ecco allora che gli italiani si affideranno ad acquisti di sicuro successo, come i prodotti enogastronomici, meglio se legati ai sapori e ai profumi della tradizione del territorio. Le stime della Confederazione degli Agricoltori per il Natale parlano di una spesa di oltre 2 miliardi di euro per i prodotti alimentari, per se stessi e per gli altri. Previsioni queste confermate dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Per il Natale 2011 non sono attesi crolli a tavola, nel senso che le famiglie italiane non rinunceranno per il cenone e per il pranzo della ricorrenza più attesa a quelle che sono le tradizioni enogastronomiche. Ben 9 italiani su 10, nonostante l'attuale situazione macroeconomica, finanziaria e congiunturale, non taglieranno quello che è il budget da destinare per l'acquisto dei generi alimentari. Piuttosto, in base alle rilevazioni della CIA, se si dovranno fare delle rinunce si opterà per il taglio del budget da destinare ai viaggi e ai regali. Tutt'altro che esaltante resta però il fronte dei consumi. Sempre secondo la CIA, in vista del Natale, per l'acquisto di generi alimentari si opterà in prevalenza per il fare la spesa presso i discount e in generale nei supermercati, dove saranno messe a punto delle promozioni low cost. Ma anche in questo caso gli italiani dovranno tenere alta la guardia. Eccoci di nuovo in studio. Allora, partiamo da Groppelli, dato che si citava subito Coldiretti. Come sarà questo Natale per i mantovani? Ma Natale per i mantovani, io posso portare la mia esperienza che ho avuto domenica scorsa, 27 novembre, quando abbiamo fatto proprio la prima giornata dei mercatini organizzati dalla provincia di Mantova in quel di Piazza Erbe, una stupenda piazza che è stata veramente colorata dal mondo agrituristico che è uscito in massa dall'alto al medio al basso mantovano per mostrare un po' i suoi prodotti, un po' quello che andrà ad anticipare per le festività natalizie. Devo dire che tutto sommato è stata una giornata molto molto positiva, pur considerando che la giornata era fredda, c'era nebbia, non erano le condizioni meteorologiche diciamo ideali, però affluenza in Piazza Erbe ce n'è stata. Ma i mantovani comprano? Sì, c'è stato, compro con molta attenzione, devo dire, c'è stata attenzione per i prodotti, per le classiche mostarde, poi l'offerta variava da vino, salumi, a mostarde da vari tipi, dalle tradizionali a quelle con l'uva, veramente la varietà era vasta, e questo ho ringraziato apertamente anche la provincia di Mantova, perché è veramente un'iniziativa secondo me interessante per portare fuori, anche per far vivere quel cuore della città, che normalmente sono le persone normali, si vanno a rifugiare in quei centri commerciali, non voglio dire diciamo così disprezzarli, perché non è giusto, ci lavorano delle persone, ci mettono passione, però chiaramente questa è un'occasione per valorizzare ancora di più la nostra politica, che è quella del chilometro zero, della valorizzazione poi dei territori, certo, e delle varie realtà degli agriturismi, perché io ci tengo a sottolineare sempre che ogni agriturismo, ce ne sono 215 in provincia di Mantova, rappresenta una propria realtà piccola territoriale, però ognuno ha la sua caratteristica, le sue peculiarità che sarebbero tutte da scoprire, certo, quindi è un mondo da scoprire che è unico. Se poi ci aggiungiamo inoltre le aziende che fanno vendita diretta, e anche lì
ci tengo a sottolineare, noi abbiamo il nostro circuito di campagna amica, ma le persone vadano anche nelle altre aziende dove non sono i circuiti di campagna amica per i regali, diciamo così, del genere alimentare, perché in quelle aziende, le nostre aziende vicino casa, siamo sicuri di trovare il prodotto genuino, salubre, garantito dalla qualità e soprattutto veramente a chilometro zero, ma che chiaramente ci rappresenta quel piccolo cuore della provincia di Mantova. Per Natale quindi puntare sul chilometro zero, puntare sui nostri prodotti. C'è un problema però, abbiamo detto noi nel servizio, gli italiani dovranno tenere alta la guardia, e in effetti è proprio così, visto che comunque i prezzi sono destinati a salire su tutti i fronti, praticamente dai supermercati ai discount. Ecco, questa è un'indagine, cioè un trend confermato dal Codacons. A questo proposito prego la regia di mandare in onda una tabella che abbiamo realizzato e che riassume un pochino i prezzi delle ultime settimane, dell'ultimo mese. Ecco, effettivamente rispetto al 2010 c'è un aumento forte. Noi abbiamo presentato numerosi prodotti, abbiamo il panettone di marca piuttosto che il prosecco, il torrone confezionato. Ecco, per fare proprio un esempio, panettone di marca nel 2010 7,90 €, nel 2011 7,99 € con una variazione dell'1,14%, ovviamente una variazione al rialzo. Altri prodotti, mi viene in mente il prosecco di marca, 13,50 € nel 2010, 13,75 € nel 2011, un rialzo dell'1,85%, e ancora un rialzo forte, cotechino precotto di marca 7,70 € nel 2010, nel 2011 7,99 €, 3,77% in più. Facendo proprio una somma, andando a vedere una spesa ipotetica in vista del Natale, se prendiamo un carrello ipotetico, panettone di marca, prosecco di marca, un torrone confezionato, un cotechino e le classiche lenticchie, nel 2010 con un carrello di questo tipo si spendevano 38,48 €, nel 2011 39,58 €, abbiamo un rialzo dell'1,10%. Io chiedo a voi di commentare queste statistiche, queste previsioni. Partiamo da Casari. Ma guarda, per quanto ci riguarda, queste statistiche sono di prodotti che non sono prodotti fatti nelle nostre aziende, negli agriturismi, quindi è chiaro che sono prodotti molto spesso di buona confezione, ma industriali, e quindi seguono quello che è il trend industriale che, come si sa, i costi eccetera sono in crescendo, quindi non mi meraviglia che ci sia una crescita seppure modesta, ma di questo tipo. Io credo che sia opportuno ritornare, come dicevamo prima, a prodotti locali, e mi viene adesso in mente un prodotto locale della mia zona, della zona della Bassa, che per esempio sono le pere, che quest'anno è un prodotto a costi molto limitati in azienda, a costi molto interessanti, quindi se qualche mantovano viene sotto il Po nella zona di San Benedetto, Quistello, San Giacomo Segnate eccetera, e vuole acquistare nelle due cooperative, sia Sicopom che la Corma, delle pere, secondo me trova l'annata interessante per poter acquistare un prodotto locale e senza spendere, di alta qualità e senza spendere. Certo. Groppelli, vedevo che commentava. Sì, commentavo perché dalle cifre tendenzialmente Casari sa la mia zona di provenienza, che è l'Alto Mantovano, quindi quando sentivo parlare di una bottiglia di prosecco di marca 13 € mi viene da sorridere, perché se io paragono una bottiglia di Garda Chardonnay frizzante, fin per carità non voglio dire che è meglio del prosecco, però dico un Garda Chardonnay frizzante dei colli dell'Alto Mantovano, sicuramente. Io dico, adesso dico il prezzo della cantina dei Colli Morei, 2,35 €, andiamo ai 4 € delle altre cantine che ho vicino a me, ma sinceramente un
un bello spritz si beve anche volentieri anche con quello, si brinda volentieri anche con quello. Mi veniva da sorridere perché chiaramente le maschere si vendono a Carnevale, è chiaro che il periodo di Natale tende alla grande distribuzione, non dobbiamo insegnargli niente, ci sono fior di professionisti che studiano il marketing, addirittura posizioni sugli scaffali, come stanno guardando attentamente alla politica di Coldiretti e del brand di Campagna Amica. Sinceramente io invito le persone, ripeto ancora una volta, andare nei mercati di Campagna Amica in primo luogo, ma soprattutto anche nei vari mercati contadini, e stare molto attenti. Perché dico questo? Perché chiaramente nei mercati di Campagna Amica noi abbiamo una regola che è il 30% dell'SMS consumatori, dove nei prodotti ove confrontabili è possibile anche risparmiare su determinate cose. Inoltre abbiamo tutto un circuito di aziende di Campagna Amica che si trova nel sito www.campagnamicamantova.it oppure www.terranostra.mantova.it, dove lì trovate tutte le informazioni, anche offerte, pacchi regalo eccetera, dove si può fare una spesa a chilometro zero contenuta nei prezzi, addirittura dove ci sono aziende che regalano le confezioni regalo. Quindi io avvito sinceramente, tutti i contatti ci sono, i nostri funzionari sono a disposizione, ripeto, un occhio alle campagne, alle aziende agricole, e magari anche una passeggiata salutare con la macchina, che si ritorna un po' agli anni 50. Che fa sempre bene. Che fa sempre bene. Allora, sarà un Natale assolutamente da brivido il prossimo per Federconsumatori, è previsto un crollo dei consumi del 7%, Mantova non sarà da meno, non esistono per il momento dei dati definitivi, dei dati certi, questa però almeno è la posizione espressa da Giuseppe Faugiana, presidente di Federconsumatori Mantova, che abbiamo intervistato telefonicamente. Andiamo a sentire. I mantovani su cos'è che magari tendono a risparmiare in vista di questo Natale? Ma in vista di questo Natale sicuramente l'alimentazione, cioè il settore dell'agroalimentare è quello che le fasce più deboli generalmente cercheranno di attuare i propri risparmi. Ciò non è positivo anche perché l'economia mantovana si poggia su questo importante settore, oltre che quello dei servizi chiaramente. Più o meno sappiamo quanto spenderanno i mantovani per queste feste? No, noi non siamo riusciti a fare un collegamento quello che per certe aree spenderanno, però da nostri calcoli spenderanno molto poco rispetto allo scorso anno, perché i costi delle famiglie si sono aggravati rispetto allo scorso anno. Praticamente il costo maggiore rispetto allo scorso anno per l'intero anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, è di circa 1.800 euro, ma 1.800 euro riguardano molto spesso le tredicesime delle famiglie e quindi delle risorse disponibili insomma, ridotte da quello che dovrebbe essere il consumo. Quindi la nostra preoccupazione è reale e fondata su elementi precisi. Casari, una prospettiva un pochino in negativo, ecco. A che cosa rinunceranno i mantovani per questo Natale? Cosa rinunceranno i mantovani? I mantovani rinunceranno, secondo le proprie aspettative, sicuramente ai prodotti e le cose che non riescono ad arrivare col denaro, che ormai sarà sempre meno, perché l'ultima stangata che abbiamo avuto ieri e che oggi stiamo valutando sicuramente ci porrà il problema di come spendere i soldi. Quindi secondo me adesso è ancora un po' presto per capire quello che succederà tra 10 giorni, quando avremo un po' digerito e capito quello che sarà le tasse che avremo da pagare. Sicuramente io sono del parere che bisogna che le persone capiscono quanto sia importante mangiare bene. Mi rendo anche conto, in questo se ho capito bene, diceva Faugiana, mi rendo anche conto che chi ha pochi soldi pensa anche ad andare a prendere prodotti nei discount, di prodotti quindi di origine anche non italiana, e quindi di origine che
non sappiamo bene esattamente con che metodologie vengono prodotti questi prodotti alimentari, però capisco che questa purtroppo sarà una strada che alcuni percorreranno. Sì, è una conferma che noi abbiamo avuto e lo sentiremo nel servizio successivo dopo la pausa pubblicitaria. In tanti, anche per Natale, andranno nei discount, quindi andranno ad acquistare magari dei prodotti dalla provenienza, non dico dubbia, comunque non di provenienza completamente italiana, ecco. Questo per risparmiare. Sì, volevo solamente completare o dare la nostra interpretazione di quello che diceva prima Groppelli, che secondo me è una cosa importantissima. Chiunque può vada assolutamente nei mercati contadini, che siano questi di Campagnamica, che siano del consorzio agrituristico, vadano in questi mercati contadini dove troveranno sicuramente prodotti di ottima qualità. Certo, se uno può avere la possibilità di andare a acquistare il prodotto in azienda, io sostengo e in questo credo di poter sfidare chiunque, quello è il modo migliore, soprattutto per far conoscere, cosa che si è persa, effettivamente di vedere da dove viene il prodotto e non come purtroppo delle volte si sentono dei bambini che vengono da noi che pensano che i polli siano venuti qua, che il latte venga da quell'altra parte, dalla fabbrica. Quindi andare in azienda è un passaggio assolutamente molto utile e qua a Mantova ci sono tutte le possibilità di farlo nel migliore dei modi. Assolutamente sì. Groppelli, abbiamo parlato di Made in Italy, di Campagnamica. Come fare per sostenere l'enogastronomia mantovana? Abbiamo visto tra l'altro dalle previsioni l'enogastronomia batte praticamente 10-0 la tecnologia, perché si dice che per questo Natale gli italiani, ma anche i mantovani, presumo, preferiranno orientarsi su dei regali di tipo enogastronomico, quindi cibo, piuttosto che tecnologia. Sì, il discorso è praticamente, noi di Campagnamica ormai lo stiamo dicendo da quando si era appena insediato il presidente Zani, che aveva iniziato questo percorso proprio della valorizzazione del Made in Italy, ma non tanto perché non crediamo nell'Europa o non vogliamo chiuderci noi stessi, ma tanto perché avevamo visto nella difesa del Made in Italy, cioè nella difesa di quello che era nostro, di noi agricoltori, proprio di quello che veniva prodotto, era il valore in più che ci poteva dare in momento di difficoltà come quello che ci arriviamo e nel 2012 quel trend da vendere il nostro prodotto, perché gli stranieri già stanno arrivando in Italia con i nostri nomi e vendendo i loro prodotti e nessuno dice niente. Certo. Noi continuiamo a parlarne dopo la pausa pubblicitaria, ci lasciamo per qualche brevissimo minuto. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Confini oltre l'agricoltura. Prima parlavamo proprio di consumi, allora sarà un Natale povero effettivamente quello del 2011? Noi lo siamo andati a chiedere direttamente a commercianti e consumatori, l'abbiamo chiesto ieri mattina al mercato di Bagnolo San Vito. Andiamo a sentire le interviste. Come vanno i consumi in vista delle feste natalizie? I consumi sono molto scarsi, troppe spese e la gente ovviamente sta molto attenta. Con del pesce, insomma dai, si lavora ma non come gli altri anni. Non va male, però non va più come gli anni scorsi. Quello è... si vede che consumano di meno. La crisi c'è, però cerchiamo piano piano, non bisogna sempre lamentarsi, ecco, tutto qui. Io cerco di comprare italiano, è difficile perché le ditte sono poche. Ma che cosa acquistano i mantovani per risparmiare? Generalmente i prodotti che costano poco, prodotti di stagione ovviamente, si cerca di risparmiare più che si può. Diciamo che più che il branzino, la spigola, le soglie, prendono magari il fritto misto, le chele, le nuggine, insomma devono mangiare comunque, però insomma si cerca di risparmiare. Il pollo lo prendono ancora perché costa poco, prendono poco il fritto, quello che potrebbe essere in più.
Le cosine, quelle che si possono fare a casa, se ne fanno a casa. Non c'è nessun indizio né di Natale né di Santa Lucia. Non c'è nessun movimento di niente. Beh, insomma, cerca di spendere poco, perché mi sa che li sveda la svelta. Cercherà di risparmiare se è possibile. Ma c'è chi, nonostante tutto, alle feste non vuole rinunciare. La gente secondo me per le feste si lascerà andare molto e si concederà senz'altro un momento di tranquillità e serenità in casa. Infatti per il panettone, che è aumentato €1 rispetto all'anno scorso, non è che è aumentato 20 centesimi, abbiamo più richieste dell'anno scorso, quindi non sempre la ricerca del prezzo porta a un aumento dei consumi e a un calo dei consumi. Meglio un panettone buono che tanti panettoni che costano poco cattivi. Beh, insomma, ben una volta all'anno il Natale si può fare. Insomma, si cerca di risparmiare, non è facile a quanto pare. Comunque i mantovani, invece di acquistare i piatti più pregiati, l'abbiamo sentito, si orienteranno magari su pranzi più frugali. Ecco, Groppelli, Coldiretti ha lanciato un'idea innovativa che è quella del pacco alternativo. Di che cosa si tratta? Del pacco alternativo, vale a dire del pacco, perché noi come Campagna Amica e Terra Nostra Mantova abbiamo tantissime richieste, anche carattere delle aziende, per fare questi pacchi di Natale. Il pacco alternativo è quello di acquistare dei prodotti a chilometro zero, quindi dalle fattorie di Campagna Amica, in questo modo così da avere un prodotto di qualità e ad un prezzo chiaramente concorrenziale, un prezzo sicuro, ecco. Certo. Non sempre, a volte si trovano, avere qualità vuol dire prezzo alto, vuol dire un prezzo leggermente alto. Mi piace, signore, prima l'artigiano che faceva i panettoni diceva i panettoni sono aumentati €1 e l'ho aumentato 20 centesimi, quindi vuol dire che anche i piccoli negozietti, gli artigiani, queste cose qui sono molto attenti, cioè non è che aumentiamo, facciamo delle speculazioni, quello che vogliamo evitare è la speculazione, perché il mondo agricolo è quello che ha prodotto, quando il consumatore acquista €1, il mondo agricolo, nei dati Coldiretti, rimangono 17 centesimi. Di conseguenza noi quello che vogliamo fare, il pacco alternativo, acquisti dalle aziende di Campagna Amica, peraltro mi sottolineo, abbiamo la prima bottega di Campagna Amica, che è la bottega di Corte Rossanelli in Val di Rodigo, dove lì poi c'è tutto il circuito anche dei vari prodotti degli altri produttori, non solo mantovani ma anche lombardi, certo, e italiani, prodotti del circuito di Campagna Amica, quindi sono tutti pacchi a qualità e al giusto prezzo. Certo. È il nostro segnale che vogliamo mandare quest'anno. Un modo per promuovere ancora una volta la produzione del territorio e anche una produzione ovviamente di qualità. Certo. Casari, spostiamoci su un altro versante. Quando si parla comunque di prodotti tipici non possiamo trascurare un aspetto, una realtà importante che è quella degli agriturismi. Ecco, lei è titolare di un'azienda a San Benedetto Po. Che cosa cercano i mantovani in vista delle prossime festività? Mantovani, come qualsiasi persona che viene da fuori, perché da noi a Mantova per fortuna vengono anche molte persone dalle province limitrofe, perché qui volevo sottolineare una cosa, chiaramente la quantità di agriturismi che abbiamo oggi a Mantova, se non avessimo questa affluenza delle province limitrofe, come ricordava prima Groppelli, più di 200 agriturismi, andiamo verso i 250 ormai, sarebbe molto complicato poter avere delle persone a mangiare se non ci fossero, certo, queste presenze anche di... Cioè comunque tenere in piedi tutte queste strutture. Infatti io testimonio che c'è un momento di grossa crisi, particolarmente risentita nella parte bassa della provincia, perché per fortuna di quelli che hanno il lago di Garda vicino godono di un'altra aria, insomma. In tutti i sensi. Sono i tedeschi adesso come clima, però non possiamo lamentarci. Dai. Noi invece della bassa abbiamo un po' qualche problema dal punto di vista turistico, anche se notoriamente siamo più fortunati sul settore alimentare, perché come si mangia nella bassa è noto, Orio è molto difficile da trovare, per una questione storica. E a parte gli scherzi, effettivamente
il problema della presenza agrituristica è quest'anno molto presente, cioè questo calo di presenze, come sarà anche il prossimo anno. Certo. Però la sua domanda era cosa vogliono. Sì. Beh, io le dico quello che dico quando mi trovo a parlare con alcuni amici ristoratori. Bisogna, e lo sanno benissimo, comprendere che chi va in agriturismo vuole andare in agriturismo, non è che sia contrario al ristorante, ce l'abbia, o noi riusciamo in qualche modo a trovare dei marchingegni. È il consumatore che in alcune occasioni, ma le dico subito perché ha dei bambini piccoli, quindi la campagna piace perché li può lasciare liberi, certamente in maniera molto più che non un ristorante, ma perché c'è anche una idea di verde, di serenità, sì. Di tranquillità, forse di libertà rispetto. Esatto. Io voglio dire anche un'altra cosa, quello che abbiamo cercato nel mio agriturismo di fare, anche un concetto di familiarità. Uno viene in casa di una persona che per quella giornata apre la sua cucina, la sua tavola a questi nuovi amici e fa da mangiare quello che poi farebbe tutti i giorni. Certo. Bene, noi andiamo a vedere adesso un altro servizio che ci parla proprio del bilancio degli agriturismi nel 2011 e quest'anno è stato particolarmente positivo per gli agriturismi a livello nazionale ma anche a livello mantovano. La crisi però sta arrivando anche in questo settore, lo diceva anche Casari ora, in discesa le prenotazioni per le ultime settimane dell'anno, quindi in vista delle festività natalizie. Andiamo a vedere questo rapidissimo bilancio. Secondo uno studio di Agritourist e Confagricoltura, l'agriturismo ha messo a segno nei primi 8 mesi del 2011 un sorprendente più 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2010. Agritourist stima che alla performance delle vacanze in fattoria abbia contribuito non solo un'impennata degli ospiti stranieri, più 25%, ma anche un rilevante incremento degli ospiti italiani, più 11%. In evidenza i risultati dell'agriturismo nei mesi di luglio e agosto, più 34% rispetto allo stesso bimestre del 2010. Ma la tendenza positiva registrata nei primi 8 mesi dell'anno sembra destinata ad esaurirsi. L'associazione esprime infatti preoccupazione per gli effetti sempre più acuti della crisi economico-finanziaria che già delineano per l'ultima parte dell'anno una flessione della domanda di agriturismo nell'ordine del 6%. Più ottimista Coldiretti Lombardia: per il Ponte dell'Immacolata, secondo le stime dell'organizzazione, saranno almeno 30.000 le persone che passeranno una giornata in uno dei 1.327 agriturismi attivi sul territorio regionale. Tra le destinazioni preferite perdono punti le località di montagna, scelte dal 55% dei viaggiatori, meno 6%, mentre guadagnano preferenze le città d'arte, più 2%, e le località di campagna, più 3%. L'agriturismo resiste tutto sommato alla crisi per effetto della voglia di tranquillità in un momento di turbolenza economica che spinge gli italiani a privilegiare le vacanze più vicine a casa, con una maggiore flessibilità nella programmazione e senza correre peraltro il rischio di essere coinvolti in scioperi ferroviari o aerei. È quanto afferma la stessa Coldiretti nel sottolineare che molte delle quasi 18.000 aziende agrituristiche nazionali saranno aperte durante le festività natalizie con offerte culinarie e attrazioni varie. Le previsioni degli operatori, che comunque si attendono un last minute di rilevante importanza, è per una tenuta sugli arrivi e anche della durata della permanenza media, che per il periodo natalizio è di circa 2-3 giorni, 4 giorni per il turismo estero, anche grazie ai prezzi rimasti sostanzialmente stabili. Eccoci di nuovo in studio. Groppelli, come sta andando e come saranno le prossime settimane per gli agriturismi mantovani? Ma io non voglio fare il bastian contrario all'amico Casari, perché col Diretti dicevo prima... No, effettivamente avete due posizioni, sì, per certi versi, diverse. Non dico contrastanti, ma quasi, nel senso che Agritourist la vede in maniera un attimino più negativa. Voi di Coldiretti siete forse più positivi?
Allora, È così? io stamattina dovendo venire qua, ho fatto un sondaggio un attimo a campione tra alcune aziende dell'Alto, Medio e Basso Mantovano. Ripeto, per quanto riguarda il ponte imminente, le strutture recittive dell'Alto Mantovano vedo che la sta ancora facendo da padrone, nel senso che la forte vicinanza soprattutto all'autostrada Milano-Venezia e il basso bacino del lago di Garda porta le strutture ad avere il pieno, da mercoledì, giovedì, arrivare alla domenica come recettivo. Su quanto riguarda il discorso del ristoro invece le cose si capovolgono, cioè abbiamo un basso mantovano che sta dalla parte ristorativa un attimino guadagnando terreno, sorpassando un attimo, sì c'è sempre crisi, mi dicono addirittura che non so, viene a mancare quel monte di consumo, vale a dire vengono a mangiare in 10 persone, se prima spendevano un monte tot adesso spendono meno, vale a dire, facendo in parole povere i conti della serva, andando proprio terra a terra, si vengono a mangiare in 10, consumano per 6-7 persone, quindi è questo, viene a mancare questo quadro qua. Devo trovare anche un altro dato molto interessante che mi hanno detto le aziende, sono in calo le cene aziendali, quindi viene a mancare questa cosa qua. Per quanto riguarda il cenone di Natale, non dico che il pranzo di Natale è tutto abbastanza pieno, però stanno riempendo, quindi cosa vuol dire? Le persone, le nuove generazioni non hanno più voglia, cioè oppure non si sentono più il carico di cucinare, ma vogliono cercare insieme alla famiglia la familiarità, come diceva prima l'amico Casari, nell'ambiente agrituristico. Certo, quindi rimanere comunque legati alla tradizione. Sempre. Quindi l'agriturismo diventa l'emblema. Addirittura l'agriturismo mi diceva che gli chiedono il caminetto acceso con il fuoco, questo va a capire l'atmosfera proprio agrituristica, il calore che viene dato da queste circostanze. Certo. Però ritorno a ripetere perché per me è un fattore molto fondamentale, ogni agriturismo è una piccola realtà, è una piccola realtà, ogni realtà fa storia a sé, è molto difficile tirare un quadro generale, chiaramente la crisi c'è, i dati ci sono, non sono più i volumi di affari degli anni addietro, però è una categoria ancora che mi sento di dire si sta difendendo. Certo. Non abbiamo ancora visto agriturismi chiudere l'Eclair come stanno facendo invece le attività commerciali e che va tutto il mio rispetto perché veramente nelle attività di vicinato e quelli ancora che difendono ancora tante caratteristiche del mantovano che secondo me andrebbe un attimino spinto in là delle varie comparti di settore agricolo, commerciale e così via. Certo. Bene, noi ci lasciamo per un'altra brevissima pausa, tra poco con le conclusioni di questo dibattito sui consumi del Natale. Eccoci di nuovo in studio, terza, ultima parte di Confini oltre l'agricoltura. Continuiamo a parlare di Natale, di consumi, in particolare di agriturismi. Casari, arriviamo un po' alle conclusioni. Come sarà questo Natale per gli agriturismi mantovani? Questo sarà il miglior Natale degli agriturismi mantovani, anche perché quello che si faccia deve essere sempre il migliore, mancherebbe altro. Certamente bisogna avere una capacità di analisi un po' differente di quella degli altri anni, mentre gli altri anni potevamo essere più allegri nel senso dal punto di vista del denaro, come lei prima ci ricordava nella spesa, quest'anno dobbiamo essere più attenti e attenti anche per quanto riguarda gli agrituristi o i futuri agrituristi, questo lo dico in amicizia a Gropelli. Bisogna che noi, chi si vuole approcciare a questo settore, lo veda come un settore professionalmente non facile. Non facile perché servono una serie di competenze che non sono alla portata di tutti, bisogna che uno se ne sia consapevole, ma soprattutto è un settore dove vi sono degli investimenti che possono, non dico che siano, ma che possono portare a dei problemi, a delle problematiche di ordine economico per il futuro. Quindi ci vuole una grande attenzione per quanto riguarda l'approccio all'agriturismo. È una cosa che ci tengo molto perché molta gente mi chiede: ma potrebbe la mia azienda, mio figlio, la figlia? Sicuramente sì, però attenzione, valutatelo con molta attenzione. Un'altra cosa
che credo possa essere un aiuto reciproco, che le associazioni si debbano dare una mano, questo va dato atto, ma soprattutto abbiamo bisogno come agriturismi che il comparto pubblico faccia rete. È importante che i vari IAT che ci sono in provincia non siano IAT chiusi, come già sono chiuse, come diceva prima Gropelli, le nostre aziende agricole, ma quello per motivi storici e altre cose. Gli IAT devono creare rete e quindi fra di loro mobilitare le persone in modo che ci sia una circolazione delle persone in tutta la provincia, non che ci siano i soliti circuiti utilizzando un sistema che non è quello giusto. Bisogna fare girare il turista, soprattutto perché questo determina un vantaggio reciproco. Noi diamo delle informazioni utili al turista, come diceva prima Gropelli, io lo cito sempre perché è una persona che stimo, lo voglio dire pubblicamente, perché è veramente un bravo agriturista, quindi ha avuto la fortuna che merita, e spero, e così concludo, che in futuro le nostre associazioni possano dialogare in maniera costruttiva, perché questo è l'interesse degli agriturismi, perché tutti facciamo un'attività che, se siamo collegati, se ci scambiamo informazioni, e perché no, anche qualche volta un turista che viene all'Alto Mantovano può venire a assaggiare i piatti del Basso e viceversa, potrebbe essere una cosa interessante. Sentiamo Gropelli cosa risponde? È favorevole? Mi ha toccato sul vivo Casari, perché chiaramente è un po' il cruccio che ho, un po' il problema che ho di questi anni, lo dico sempre anche all'assessore Castelli, con cui ho un ottimo rapporto di confronto e amicizia, e ci confrontiamo sempre anche con i suoi funzionari della provincia. Infatti noi abbiamo la fortuna dell'Alto Mantovano, che abbiamo il lago di Garda, quindi un grosso bacino turistico. Io dico sempre che abbiamo avuto una fortuna. Quando il lago di Garda è stato in oltremodo cementificato e i turisti erano stufi di questo tipo di turismo, allora le grandi cosa hanno pensato? Hanno aperto le porte all'entroterra, e guarda caso l'entroterra Mantovano negli anni, alla fine anni 90, inizio anni 2000, è diventato interessante. Cominciato a aprirsi le colline, gli specchi, la tutela. Noi siamo il giardino del Basso Lago di Garda, le colline dolci, gli ulivi, i vigneti, eccetera, e abbiamo questo vantaggio. Abbiamo cominciato a vivere di turismo, perché lo dico sempre, Castellaro Lagusello, dove io ho l'agriturismo, non Castellaro, ma anche Ponti, Volte, Monzambano, Cavriana, realtà fino a loro sconosciute, adesso hanno cominciato a parlare e tirare fuori la parola turismo. Voglio dire due dati del comune di Monzambano. Ci sono oggi 42 attività recettive, tra agriturismi, alberghi, bed and breakfast, 60 attività che fanno da mangiare. Quindi questa è la responsabilità che abbiamo sulle spalle come persone che ricevono e accolgono gli ospiti. Dobbiamo mostrare, e lo dico sempre, il mondo rurale, dobbiamo portare e promuovere tutta la provincia di Mantova. Finisco dicendo una cosa molto semplice: Mantova è patrimonio dell'UNESCO. Solo questo voglio dire. San Benedetto come Castellaro Lagusello sono due borghi certificati i borghi più belli d'Italia. Abbiamo Sabbioneta, anche lui certificato UNESCO, bandiera arancione, Castellaro vabbè bandiera arancione, anche lì con i siti palafitticoli, più ne ha più ne metta, Solferino col 150esimo, abbiamo tantissime cose da dire, ma vogliamo tirar fuori questo fiore di provincia, ma vogliamo tirarlo fuori, vogliamo finalmente, io quando mi trovo in Lombardia, in terra nostra Lombardia, con i bresciani e con i veronesi, dobbiamo metterci insieme, ma non insieme noi, in senso dobbiamo veramente andare verso uno scopo unico, purché noi lo facciamo col nostro Made in Italy, con la campagna amica e con la difesa del nostro territorio, e poi localizzato in micro con varie aziende agrituristiche. Lo stesso lo farà Agriturismo, lo stesso faranno gli altri, però chiaramente vogliamo che tutti ci imbocchiamo le mani, che ognuno faccia la sua parte, che tutti insieme riusciamo a spostare questa montagna. Il messaggio a chi è indirizzato? Il messaggio è indirizzato, io ho anche purtroppo un impegno anche amministrativo, e dico, avere sulle spalle il motivo di promuovere e a vedere, dico prima, le attività commerciali, a volte chiudere la Claire o essere motivo
perché questo guadagna meno o un altro è veramente una responsabilità forte, e quindi poter valorizzare, quando si valorizza una città come Mantova e tutta la sua provincia in toto, secondo me riusciamo a uscirne vincenti tutti. La scommessa c'è dal punto di vista politico, e qui devo fare i complimenti ai 3 gruppi di azione locale che stanno cercando di portare soldi agricoli, sia quello del gruppo azione locale Colline Moreniche, al Destra Secchi, oltre Po Mantovano, e quello L'Olio Po, che stanno cercando sempre contributi agricoli che altrimenti andrebbero persi, di portare e cercare di promuovere nel loro piccolo ancora ulteriormente il punto di vista turistico. Ripeto, non perché noi siamo l'Alto Mantovano siamo favoriti, la battaglia è aperta a tutti, perché la provincia di Mantova secondo me ha molto da dire, e ora che cominciamo a pestare i piedi alle province di Verona, Brescia e Trento, per dire nel Basso Lago ci siamo anche noi che vogliamo dire la nostra. Come diceva l'amico Casari, c'è una forza, l'Alto Mantovano ha il territorio, il Basso Mantovano ha le specialità enogastronomiche. Non facciamocele sfuggire, l'unica provincia con due DOP, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. Mostrare, non abbiamo nulla da dire. Grazie a voi che ci date questi spazi per dire la nostra opinione, e ci siamo. Dico anche questo e termino, concludo, abbiamo avuto il cambio di presidente. Lo vedremo proprio ora con un servizio, quindi andiamo a parlare proprio di quello. Infatti la scorsa settimana c'è stata l'elezione del nuovo presidente, si tratta di Paolo Carra, 42 anni, allevatore di bovini da latte di Suzzara, già alla guida del consorzio Latterie Virgilio, tra l'altro ha detto che non lascerà la presidenza, quindi doppio incarico. Noi l'abbiamo intervistato subito dopo l'elezione, e allora ecco il nostro servizio, ecco la nostra intervista. Confermati tutti i pronostici, alla guida di Coldiretti Mantova per i prossimi 4 anni ci sarà Paolo Carra. Giovedì scorso l'assemblea elettiva, slittata di un'ora per permettere agli associati di prendere parte ai funerali del presidente di Confaragricoltura, Sergio Cattelan. Carra, già presidente del consorzio Latteria Virgilio, prende il posto di Gianluigi Zani. Alla vicepresidenza è stato eletto invece Primo Cortellazzi, che subentra a Fabio Paloschi. Una elezione, quella di Carra Cortellazzi, che ha sfiorato l'unanimità, ben 67 su 71 i voti raccolti dal duo. Ovviamente sarà un mandato di continuità, perché credo che Gianluigi abbia fatto un grandissimo lavoro, soprattutto di ricompattamento della base e portando un'assemblea unitaria in questo modo. Credo che sia stato un grande lavoro sui soci e su quelli che sono i presidenti di sezione. Credo che per il futuro servirà un lavoro di continuità, come detto prima, su tutte le problematiche che oggi conosciamo, dall'economia ai servizi e tutto il resto. Tra i primi obiettivi della nuova squadra ai vertici di Via Verri, la salvaguardia e la valorizzazione del Made in Italy, ma anche direttiva nitrati, PAC, fonti alternative ed Expo 2015, oltre al potenziamento della base associativa dell'organizzazione, che conta al momento oltre 6.500 imprese iscritte. Si è ripreso un dialogo con i nostri soci, dove la trasparenza ha fatto da guida a questo mandato, dove la situazione del bilancio si è riposizionata in termini positivi, dove la nostra identità è sicuramente con autorevolezza emersa nel mondo agricolo. Eccoci in studio. Allora, 2 eventi importanti hanno segnato quest'ultima settimana. Il primo è stato questa elezione che era in programma. Groppelli, adesso abbiamo questo nuovo presidente, quali sono le linee politiche da seguire per i prossimi 4 anni? C'è chi magari vi ha mosso una critica, vi ha detto ma Coldiretti si muove in maniera troppo indipendente, non si confronta magari sulle questioni più generali con le altre 2 associazioni. Che linea ci sarà adesso? Ma io penso che, peraltro voglio sottolineare il mio rapporto, ho iniziato a fare presidente di Terra Nostra con Gianluigi Zani, che era il presidente, Fabio Paloschi e il direttore Benedetti, quindi va un pensiero veramente sia a Gianluigi e a Fabio mio di tutto cuore, perché veramente hanno creduto in me e abbiamo lavorato molto bene insieme, e dico la verità, mi dispiace anche perché Gianluigi
come ha sottolineato il direttore Benedetti nella sede della riunione, è un uomo d'altri tempi, veramente è un amico, è una persona corretta e per me soprattutto è anche di esempio non solo dal punto di vista diciamo così come presidente di Terra Nostra, ma anche dal punto di vista amministrativo. Ho imparato tanto da lui. Non è stato facile per lui secondo me guidare Coldiretti, devo dire la verità, ci pensavo in questi giorni, non è stato facile. Peraltro ha vissuto tante problematiche, fatto il bilancio, tante vicissitudini che ci sono state e soprattutto è stata quella di guidare l'associazione in un momento dove la Coldiretti ha fatto una politica contro il corporativismo, vale a dire non è che vogliamo correre da soli, abbiamo fatto un cambio di pensiero, di tendenza. Certo. Questo è magari da chiarire. Ecco. Da chiarire, infatti non è stato facile per lui andare a chiedere la quota integrativa associativa, secondo me come presidente, non è stato facile per Gianluigi guidare l'associazione in una politica del Made in Italy, quando adesso il Made in Italy diventa un brand che tutti ci crediamo, ma 2 anni fa non ci credeva nessuno. In provincia di Mantova non ci credeva nessuno, quindi è stata proprio la persona al posto giusto nel momento giusto. Questa va tutta la mia stima verso Gianluigi, a parte che Gianluigi ha condiviso in pieno perché ha pensato di ritornare nella propria azienda agricola e di fare il suo lavoro, che è quello dell'imprenditore agricolo, e quindi di condividere insieme a Paolo Carra questo passaggio di consegne. Perché praticamente nel segno però della continuità. Nel segno della continuità, perché il progetto di Coldiretti va avanti. Anzi, secondo me adesso Paolo Carra, che io conosco poco, però essere presidente del Latterie Virgilio secondo me è un impegno che non è cosa da poco, certo. E avrà questo non solo da trasmettere il progetto di Campagna Amica, secondo me Paolo Carra avrà una bella scommessa, è quello di portare a rendere i frutti a tutte le aziende agricole mantovane Coldiretti del progetto Campagna Amica. Certo. Per il progetto Campagna Amica molti dov'è che cadono? E qui dove cade parlano tutti dei mercatini. No, il progetto di Campagna Amica va a prendere la piccola azienda e la grande azienda, perché la piccola azienda si sfocia nell'agriturismo, nella vendita diretta, i famosi 20.000 punti, ma nei 20.000 punti che citava Marini il 30 aprile 2009 c'erano anche il progetto dei consorzi agrari, e guarda caso i consorzi agrari mi ritirano i cereali delle aziende agricole, di tutte le aziende agricole, e c'erano dentro anche le cooperative, nell'Unci Coldiretti, quindi è un discorso che va a toccare dal micro, dalla piccola azienda, alla macro azienda. Ecco, adesso siamo arrivati al punto, passo per passo bisogna arrivare a questo, oltre a tutti i problemi che ci sono prima, direttiva nitrati, la nuova discussione della PAC, già Zani siamo arrivati alla condivisione. Dicono sempre che il mondo agricolo è diviso, io dico sempre che il mondo agricolo è unito, nel senso che quando abbiamo dovuto certificare l'etichettatura, nata da Coldiretti come idea a spingere, però eravamo tutti uniti quando c'era da firmare per dire a Bruxelles vogliamo l'etichettatura. Certo, questo è fondamentale. Io vorrei capire adesso però da Casari, perché anche Confagricoltura ha vissuto un momento pesante in questa settimana, che è stato appunto la scomparsa prematura, improvvisa di Cattelan, e allora adesso che futuro c'è per Confagricoltura? Lo statuto che cosa prevede in concreto? Molto semplice lo statuto, ma credo che sia una cosa poi generalizzata a molte associazioni, ci sia, come c'è da noi, l'attuazione dello statuto, che vuol dire che sostituisce il presidente impedito a fare questa sua funzione il vicepresidente. Quindi il vicepresidente di Confagricoltura, noi ne abbiamo 2, uno dei 2 farà quindi il presidente ad interim, fin tanto che porterà l'associazione a nuove elezioni, una cosa molto tranquilla. Quanto dura questo periodo di presidenza ad interim? Questo periodo sarà un periodo, nelle nostre aspettative, abbastanza breve. Quindi voi pensate di andare ad elezioni prima della naturale scadenza del mandato? Credo di sì, le dico questo credo perché non è una cosa assoluta, perché lo statuto non parla di un tempo, si dice che appunto dovrà portarlo a questa scadenza, quindi la logica mi porta a dire che prima si va a un'elezione che porta a un'elezione di un presidente eletto a tutti gli effetti, quindi nel pieno dei suoi poteri, sia la cosa ovviamente ottimale. Ma io volevo tornare un attimo al ragionamento che faceva
prima Gropelli, che è un nodo molto importante, cioè quello delle aziende piccole, aziende grosse, mercatini, eccetera. Noi abbiamo sempre ritenuto, ma questo perché molte volte mi è capitato in maniera molto cordiale con Zanni di parlarne, ed sottolineo anch'io una persona che ho trovato sempre cortese e molto attenta, che in provincia di Mantova ci sono queste due realtà che convivono molto bene, ma bisogna tenerne presente che sono così, fatte come. Ci sono le realtà delle piccole e medie aziende che hanno una loro caratura e che giustamente devono trovare un certo tipo di sbocco. Ci sono aziende, ma queste in ogni associazione, importanti, nel senso che hanno una produzione di prodotto talmente elevata che non può essere per propria natura fatto passare attraverso un mercatino, ma deve andare sul mercato più grande, sul mercato nazionale e anche europeo per alcuni versi, e immagino ovviamente al prodotto finito che può essere il grana o il parmigiano, ai suini, perché 1,5 milioni di suini che produciamo a Mantova non è tanto facile trasformarli tutti in salami, sarebbe una gran cosa, ma insomma non è proprio possibile. Certo. Quindi queste quantità che a Mantova vengono prodotte e che sono molto importanti, chiaramente devono trovare una collocazione e una tipologia di marketing assolutamente differente. Certo. Bene, noi adesso vi proponiamo la nostra consueta rubrica Flash Agricoltura dedicata alle ultime notizie della settimana. Torniamo poi in studio per i saluti. Con un aumento record del 24% delle bottiglie spedite all'estero, lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo, dove la maggioranza dei brindisi delle feste di fine anno saranno made in Italy. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti in occasione dell'inizio delle festività, sulla base dei dati relativi al commercio estero di spumante italiano nei primi 8 mesi del 2011. Saranno oltre 200 milioni le bottiglie di spumante consumate all'estero, su una produzione complessiva di circa 400 milioni. La crisi allunga il tempo trascorso a fare la spesa degli italiani, che tagliano gli acquisti d'istinto e prestano più attenzione ai prodotti che mettono nel carrello. È quanto emerge da un sondaggio Coldiretti, dal quale si evidenzia che dopo anni si inverte la tendenza e aumenta il tempo dedicato dalla maggioranza degli italiani, il 55%, a fare la spesa, nei confronti della quale ben il 72% dichiara di prestare una maggiore cura rispetto al passato. La Regione Lombardia ha disposto un nuovo bando sulla misura investimenti da 1.562.448 euro. La misura finanzia impianti per il trattamento e la commercializzazione del vino e infrastrutture vinicole. Si va dall'acquisto di barrique e di attrezzature per la movimentazione del magazzino di cantina, all'allestimento di sale di degustazione, fino alla creazione di siti internet. Potranno presentare domanda anche le cooperative agricole. Altra novità, la diminuzione della spesa minima ammissibile da 20.000 a 10.000 euro. Con la legge di stabilità, al fine di rilanciare l'occupazione in agricoltura e agevolare i processi di ricambio generazionale, verrà introdotta una norma che renderà possibile l'alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore verranno individuati i terreni a vocazione agricola che potranno essere dismessi attraverso asta pubblica o trattativa privata. La conferma è arrivata dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Mario Catania. L'Italia sorpassa la Francia in valore aggiunto agricolo prodotto nel 2011 e conquista il primato europeo, nonostante una superficie coltivata che è pari ad appena la metà di quella dei cugini d'Oltralpe. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base del trend in aumento dell'11% del valore aggiunto agricolo nel primo semestre dell'anno. Tenuto conto di questo risultato, commenta il presidente Sergio Marini, è fondamentale che all'Italia, con la futura riforma della PAC, siano assicurate le risorse necessarie. Niente più soldi agli agricoltori che non sono attivi nel lavoro in campagna, è quanto ha affermato di recente il commissario europeo all'agricoltura Dacian Cioloș. Alcune falle nel sistema corrente, ha sottolineato Cioloș, hanno portato un numero limitato di casi a beneficiare delle risorse della politica agricola europea. Di conseguenza, ha precisato Cioloș, stiamo cercando una definizione più stringente nella riforma che escluderà gli agricoltori non attivi.
Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Confini oltre l'agricoltura. Io ringrazio i miei ospiti, Attilio Casari, titolare di un agriturismo Casari, se non sbaglio. Assolutamente sì. Eccolo lì, a e San invitiamo Benedetto tutti per le feste a passare e assaggiare qualcosa di buono. Ovvio. E poi Giuseppe Groppelli, presidente di Campagna Amica e Terra Nostra Coldiretti Mantova. Grazie a tutti e due. Grazie a voi per l'ospitalità e un grazie a tutti gli ascoltatori. Perfetto, noi vi diamo appuntamento come di consueto a lunedì prossimo alle 14:30 e alle 21:10 su Mantova TV. Io vi ringrazio per averci seguito, un grazie anche alla nostra regia. Vi ricordo che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Confini oltre l'agricoltura. Vi auguro un buon proseguimento di serata sempre su Mantova TV. In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.